Io ricevo non so quante telefonate delle persone che arrivano a Piana e mi chiedono dov'è il cannolo più buono. Da noi ci sono le 10 pasticcerie di Piana, qui le 2 di Santa Cristina. Il tuo cannolo è buono perché? A parte che è lungo. Non lo so perché. Perché segue la vecchia tradizione, la ricotta della buccia. C'è il cuore di vito. La lavorazione con molta peculiarità. Ma quanto è grande questo cuore? Grande. Salerno Francesco, il vero cannolo. Ah, qua quindi non è il più buono, è il vero cannolo. Ricotta selezionata del territorio. Il mio cannolo dicono che è il più buono. Vedere l'unione di tutti i nostri maestri pasticceri, questa è la cosa molto importante. Voglio ringraziare loro ma anche voi con questa bella iniziativa che state mettendo in cantiere. La risposta è sempre quella. Io vi posso assicurare che ogni maestro pasticcere ci mette del suo. Bisogna fare il tour del cannolo, del suo inteso come qualche ingrediente segreto o qualche procedura segreta. La presenza anche delle pasticcerie di Santa Cristina. E non c'è minimamente dualismo, c'è solo collaborazione nella promozione del cannolo. Uno deve fare il tour in ogni pasticceria e dopodiché stila la sua graduatoria.